l'avete sentito Napolitano? Gioca però, gioca. E c'è Juan Jesus che sta cercando di farsi rispettare in aria. Gioca. No, vabbè. Dai amici bellini, ce la mettiamo tutta, tanto non è cominciata e già non mi aspetto niente, come con la storia, non sono deluso, ma già sono deluso. Raspadori, ecco Raspadori, subito, è interessante, uguale come siamo partiti col Barcellona. Deve succedere proprio la cosa che dobbiamo dire, che idea geniale Calzona a mettere Raspadori. Ecco qua, Mkhitaryan, Thuram, Di Lorenzo, Paul giveaway, ma lo sappiamo oramai. Vai Raspa, Rachmani, Lukavic gratuito, Barella, Traoré, vai Oliveira, vai. No, dovete vedere anche sa che cosa fa al nono minuto, cioè riesce a mantenere il possesso del pallone, se ne scarta 2 o 3, poi la da dietro a nessuno. Bravo Juan Jesus! Traoré a seconda palla persa. Perché? Maronna mia, bravo Juan Jesus. Madonna santa! Ditemi se questa scivolata di Juan Jesus non è un gol fatto. Maro Meret! Oh! Ci stanno prendendo a pallate. Se Oliveira sta al centro là, no? A Darmian chi lo deve pigliare Kvara. Chiedo. 2 parate alla Caprile proprio. Uè, però questo fazzolettino che lo facciamo a fare se questi ti presi? Ah, già, perché non lo puoi lanciare in avanti a Raspadori. L'hai scelto. No, e lasciamolo tirare così a Di Marco. Non è fuori gioco? Era fuori gioco, non conta. Netto, ma non netto il calcio d'angolo su Anghissà, ma proprio evidente, oltre che netto. Proprio con lo guardalinee vicino, dici che vuoi, fondo. Thuram. Maronna mia, offside. A parte offside dopo 50 minuti. Si era buttato a terra cercando... Signori, che sto dicendo? Era rigore netto di Rachmani, proprio rigore idiota. Meno male che era fuori gioco. Madre, ma che guardiamo a fare al centro con la finta di fare il cross se in aria ci sta Raspadori e Traoré? Ma veramente... Ma pure a vedere, capite? No, torno indietro. Il mio Pavard è stato ammonito da Kvara perché è lui che distribuisce. Che schifo, si è sputato addosso. Se il pressing lo fai fare solo a Kvara disperato, è una perdita di tempo e di energie. Ma pure dopo, se lo fa Traoré lo deve fare anche Anghissà, altrimenti perdiamo tempo. E qua non lo ammonisci Acerbi, lo devi ammonire proprio dritto sulla caviglia, guarda là, mamma mia da dietro. Secondo fallo consecutivo, Acerbi faceva pure il buffone, diceva a Raspadori di non parlare. Anghissà sveglia! Bello Lobo! Vai Politano, mettilo bene. Traoré! Ma l'ha spinto Barella! Vabbè. Ecco qua, Darmian. Contate quanti uomini sono in aria. Il 3-5-2 non è difensivo se lo fai in certo modo. Kvara Lesi qua, si ferma, non voglio sapere chi se lo deve prendere. Kvara deve seguirlo, se se n'è andato è suo. Bravo Lobo, vai fino in fondo. No. Kvara, provaci. Aiuta Oliveira. Bravo Traoré. Vabbè, è una questione di essere painfully. È doloroso il modo in cui uno è impotente e è assolutamente innocuo e inoffensivo. Lasciate i like, ma lasciateli veramente. E vabbè. Rideva, così Renata, ridevano tutti nel riscaldamento. Bravi. L'unico che non rideva era Zielinski. Bravo. Bella palla di Rachmani per Bissek. Ecco qua, Lautaro. Meret!
Guarda come la recuperano. Madonna. Rachmani assolutamente disastroso. E giustamente ha tolto Pavard perché ha ammonito. E bravo Lobotka. E qua prende pure una gomitata Lobotka. Non chiamiamo niente. Guarda chissà come gioca lezioso. Mamma mia, chissà. Lautaro il velo e Thuram in cielo. No, Calzona, allora Den Donker può giocare solo al posto di Lobotka. Benissimo. Allora, fuori rosa, Demme in rosa, e che può fare anche la mezzala, perché non posso più vedere anche Sa in campo. Se non può giocare Cajuste, non lo posso più vedere, non ce la faccio. Guarda là Olivera, mamma mia. Guarda Bastoni com'è. Allora, Raspadori si sta facendo un culo così e è indubbio, ma non è proprio adatto per il piano. Cioè, qual è il piano gara? Mantenere un po' la palla e poi a un certo punto metti Osimhen, perché sei inoffensivo, non puoi uscire dal pressing. Questo giallo all'Lobotka voglio rivedere un attimo, perché fa un po' ridere rispetto a quello che non ha chiamato ad Acerbi. Prende la palla, aiuto. Meret! Posso dire Meret migliore in campo o vi offendete? Perché se vi offendete io lo dico lo stesso. Cialanoglu pure col sinistro gliela mette sulla testa. La brioscina di Traoré. E qua lo vuoi ammonire a Barella. Di Lorenzo in vacanza subito. Immediatamente in vacanza. Kvara! Bella palla di Traoré. Vai Politano, inventati. No, ma che ti inventi? Ah, l'avete sentito? Politano. Gioca però, gioca. C'è Juan Jesus che sta cercando di farsi rispettare in aria. Gioca. No, vabbè. Con la manina. Non era mano di Darmian, coscia. Vai di Lorenzo. Bravo Lobo, mamma mia, che meraviglia. Ferma e torna Redo Olivera. Traore. Inzaghi ha chiamato Barella e gli ha detto 5 minuti. Cioè nel senso ti sostituisco tra 5 minuti. Dai il massimo adesso. E anche queste sono cose interessanti. Ecco qua. È partita una musica mentre tirava Barella. Ancora. È un altro blocco di Juan Jesus se non sbaglio. Di Marco. Bravo di Olivera. Anch'issa. Guardate Lore. Ha capito, calzo non esce, non può essere. Dai Traoré, fai un fatto. Esce Traoré, non esce Anghissà. Vabbè Calzona, salta fuori. Questo ci comunica semplicemente che non hai 90 minuti e che abbiamo comprato un giocatore che è praticamente infortunato. E se ne parla l'anno prossimo. Ma tu spendi 25 milioni per uno che se ne parla l'anno prossimo, che non sai come ti riesce. Ha intravisto qualcosì. Ma per favore, Società Sportiva Calcio Napoli, per favore. Acchiappa Olivero. Bravo Cajusto. Bravo Cagiasti. Chiappa Sommer. La tranquillità con cui possono fare delle cose. Gli sa piato proprio una ginocchiata nei cosiddetti. Frattesi dà una bella gomitata a Lobotka. E noi dell'arbitro non possiamo parlare perché facciamo pena. Vai Ciolito, vediamo se ti arriva un cross decente. Ecco lui subito. Ma chissà è una sciagura. Vi ricordate quando spronare i giocatori dicendo che stavano giocando male? Vi ricordate? Succedeva con Fabian e poi segnava sempre. Questi qua no. Gli dici quello che gli vuoi dire, non reagiscono mai. Dai, Anghissà! Che cacchio, proprio niente! Ma manco per sbaglio! Di Lore. 5 minuti prima dovevi passarlo quel pallone. Minuti. Simeone! Perlomeno un tentativo. Eccolo! Cajusto! E Juan Jesus! Juan Jesus! Dovete vedere cosa ho scritto negli amici abbonati. Niente, no, è Juan Jesus. Allora questa palla non era uscita. Voglio rivedere quell'altra perché poi ci saranno le polemiche. Signori, fatele pure le polemiche perché è un arbitraggio scandaloso. Quindi dite quello che volete voi. Non meritiamo assolutamente di stare in vantaggio. Dite tutto quello che volete voi. Eccolo! Stiamo proprio diventando la squadra piccola che ha il portiere che fa tutte le parate e noi dobbiamo sfruttare i calci piazzati per fare qualcosa. Stiamo diventando quella squadra là. Chi ha dato questa palla a questo? A Frattesi, è un'altra volta Juan Jesus che salva.
Mamma mia, Di Lorenzo, buttala via! Il gol ha svegliato Anghissà, non so se ve ne siete resi conto. Guarda, Bastoni prende la palla, però è pericoloso a piedi uniti così, eh. Guarda come gli prende proprio la gamba dritta. Oh, il pallone non lo... al massimo lo sfiora, gli entra proprio nella caviglia, brutto. Polità, la devi mirare forte verso la porta e qualcosa succede. Alla Garcia dobbiamo farlo. Un bel cross forte verso la porta. E però non in curva, ma che diamine! Rachmani, non te la prendere, non lo alzare, lascialo stare! Giochiamo a calcio! Sta solo la botka! Vai Simeone! Bravo Di Lorenzo! No, no, no! Simeone! Il caos nel finale. Meret! Vedi quando esci ti prendi il fallo. Bravo Meret. Signori, io vi dico che questo rigorino di Rachmani ci poteva stare tutto. Perché secondo me prende il piede. Poi non basta per farlo rotolare. Proprio il ginocchio, ho bisogno di essere operato. Questo no, ma lo accentuano perché in Italia hanno preso 500 di questi rigori. Per me si poteva dare alla grande, visto i rigori che danno. Le polemiche aumentano. Mario Ru, bravo Caius. Attenzione, attenzione. Di Lorenzo, bravo. Vai in gong. Anghissà non ci prova proprio a prenderlo questo. Non ci credo. Bravo Meret. Mamma mia. Vai Lindstrom. Signori, 3 contro 3. Vabbè, sono arrivati altri 5 di loro. Lindstrom si chiude. No. Vabbè, la dignità di non aver perso contro i prossimi campioni me la tengo e mi fa troppo piacere per Juan Jesus, onestamente. Poi le polemiche, non abbiamo giocato bene, tutto quello che volete voi, è la stagione che conosciamo. I like possono arrivare per Juan Jesus 5.000.